Lavagna di fronte al bivio tra ripresentare il piano di riequilibrio finanziario o scegliere la strada del dissesto, sostanziali differenze per i creditori, situazione invariata per i cittadini. Una nuova commessa per Ailex che ha vinto un appalto da Iveco, restano ombre sul buco di lavoro che si proietta tra la fine 2019 e l'inizio 2020. Domani in cattedrale a Chiavari il vescovo ordinerà diacono Alessandro Cavallo. Nel cammino verso il sacerdozio il giovane seminarista pronuncerà il suo Eccomi nel giorno dell'Immacolata Concezione. Don Nicola Tiscornia, decano dei sacerdoti della diocesi, ha tagliato oggi il traguardo di 104 anni. Festa alla Casa del Clero di Chiavari, in mattinata la visita affettuosa del vescovo Tanasini. Natale, tempo di mercatini e solidarietà, numerose le occasioni nelle diverse parrocchie della diocesi per acquistare oggetti e sostenere progetti di carità. L'Entella scrive la storia, batte il Genoa in Coppa Italia e a gennaio affronterà la Roma. Marassi, la gioia incontenibile della squadra e dei 500 tifosi biancocelesti. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi l'apertura dedicata alla politica amministrativa. Il comune di Lavagna è di fronte ad un bivio. Il giorno dopo la bocciatura del piano di rientro dal debito presentato dalla commissione prefettizia, le strade che si profilano sono due: il ricorso contro la bocciatura della Corte dei Conti o la dichiarazione di dissesto. Il punto è nel servizio. Riequilibrio finanziario è il pagamento fino all'ultimo dei creditori o dissesto con l'azzeramento del debito e il pagamento dei creditori fino a quanto è possibile. E questo è il bivio a cui si trova davanti ad oggi il comune di Lavagna. Il giorno dopo la notizia della bocciatura da parte della sezione regionale ligure della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la commissione straordinaria alla guida dell'amministrazione resta in attesa di conoscere i motivi della decisione per valutare le eventuali azioni da intraprendere. Il comune ha tempo comunque 30 giorni per fare le proprie valutazioni ed eventualmente impugnare la sentenza e andare a ricorso. Se così non fosse, inevitabile la procedura di dissesto. In questo caso c'è una procedura sostanzialmente concorsuale con cui si provvede a fare una rilevazione della massa passiva e una rilevazione della massa attiva, e i creditori del comune saranno pagati in funzione del ricavato della massa attiva e su base proporzionale. Un debito che per il comune di Lavagna si aggira ad oggi intorno agli 11 milioni di euro, la maggior parte derivante da cause intentate contro l'amministrazione. In entrambe le situazioni, dissesto oppure riequilibrio finanziarie, non cambierebbero le conseguenze per il cittadino. Nelle situazioni più gravi non ci sono rispetto ai cittadini grosse differenze tra la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, nel senso che i cittadini chiaramente sono chiamati a contribuire entro i limiti massimi delle aliquote tariffe che sono deliberate dall'ente. È ovvio che tra riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto cambia molto la posizione dei creditori, che nel caso di riequilibrio finanziario pluriennale sarebbero pagati o sarebbero stati pagati integralmente, invece con la procedura di dissesto sono pagati a riparto. Ora il tema del lavoro. Ailex, l'azienda di Chiavari che realizza alza cristalli elettrici, ha acquisito un'importante commessa per conto di Iveco, una conquista che garantirà la copertura di un periodo di lavoro abbastanza lungo, ma che di fatto non copre del tutto il buco di commesse che si proietta tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ailex, dopo la paura e i timori dei giorni scorsi, arriva una nuova commessa, dunque un raggio di sole in un futuro che appariva abbastanza incerto. Sì, un raggio di sole, una prima indicazione positiva del carico di lavoro che ci attendiamo come organizzazioni sindacali e come lavoratori, che ci è stato presentato 15 giorni fa dall'azienda ipotetico, e ora è il primo che si sta trasformando in realtà. È appunto questa gara dell'Iveco Daily, che è stata vinta per l'alzacristallo appunto di questo furgone Fiat. La cosa importante, segnale positivo, è che non è una gara vinta così dal nulla, ma è stata acquisita da un competitor che ce l'aveva già, lui l'ha vinto l'appalto, ma con una dimostrazione di qualità e di miglior produttività Ailex è riuscita a accaparrarsi questo appalto, che andrà in produzione da settembre 2019 e comunque riuscirà a sviluppare quel lavoro che traghetterà fino al 2023-2024 sicuro.
con un fatturato discreto e anche con un prodottino innovativo che si chiama Anti-Pinch, che è praticamente quel sistema che quando l'alzacristallo si alza non permette che il dito venga schiacciato, ma se sente una difficoltà si ferma, e quindi anche quello svilupperà fatturato nuovo perché è appunto un meccanismo innovativo. Dunque un segnale di fiducia per l'azienda. Segnale di fiducia per l'azienda. L'unica preoccupazione che ahimè è abbastanza sentita da noi come organizzazioni sindacali è che questo lavoro, se dovesse arrivare come auspichiamo, partirà dopo il 2020, quindi ci troveremo un buco di lavoro da metà del 2019 a metà del 2020 circa, e appunto la cosa che ci preoccupa di più è che nessuno ha ancora parlato di ammortizzatori sociali, ma questi auspichiamo ancora che non arrivino, ma lo spettro c'è. Cos'è una sconfitta secondo noi per il territorio? È che tutti i lavoratori a tempo determinato somministrati, in una fase di crisi 99 su 100 vengono lasciati a casa. Da domani entreranno in vigore nuove disposizioni circa l'attraversamento pedonale della passerella tra Santa Margherita Ligure e Portofino, inaugurata martedì scorso. Nel tratto della provinciale 227 viene consentito il transito pedonale o con velocipedi condotti a mano attraverso le passerelle provvisorie e lo specifico percorso pedonale protetto, verificato e delimitato dal comune di Portofino. Ai due accessi estremi dovranno essere previsti idonei e sicuri meccanismi utili ad inibire l'accesso al percorso emergenziale durante le ore di divieto. Il transito pedonale è consentito ai cittadini residenti e abitanti di Portofino e paraggi nelle seguenti fasce orarie: dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14, dalle 16 alle 17. Sarà interdetto in coincidenza con la necessità di effettuare degli interventi di cantiere. Una volta attivata l'illuminazione sul tratto pedonale sarà consentita anche un'ultima fascia oraria di transito dalle 17 alle ore 20. Secondo l'ultimissima stima, i danni della mareggiata a Santa Margherita Ligure ammonterebbero a 41.830.000 euro. È la cifra indicata dal sindaco Paolo Donadoni e dal suo vice Emanuele Cozio ai funzionari di protezione civile che ieri hanno effettuato un sopralluogo al porto cittadino e nella zona della provinciale 227 crollata verso Paraggi. L'amministrazione comunale in questa circostanza ha voluto esprimere gratitudine alle istituzioni, governo, regione e città metropolitana per il sostegno in questa primissima fase d'emergenza. Il sopralluogo dei funzionari regionali e nazionali ha permesso di spiegare, di far vedere nuovamente cosa è successo, quali sono gli interventi effettuati nell'immediatezza dei fatti e quelli da approntare al più presto. In particolare quelli sulla diga del porto di Santa Margherita Ligure, porto pubblico, che necessita di un intervento complessivo stimato in prima battuta in 15 milioni di euro. Il porto di Santa Margherita Ligure difende gran parte dell'abitato cittadino e quindi nelle condizioni attuali rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza della città. Il Comune di Rapallo ha prolungato il termine per la segnalazione dei danni subiti durante la mareggiata. L'ultima data è stata spostata al 12 dicembre, i moduli si possono scaricare dal sito internet del Comune e per qualsiasi informazione è possibile recarsi all'ufficio relazioni del pubblico situato all'ingresso del municipio in Piazza delle Nazioni. Intanto da Rapallo arriva anche la notizia che prenderanno il via nel mese di gennaio i lavori di riqualificazione dei giardini dei partigiani a Rapallo. L'intervento, atteso da anni, prevede in particolare il ripristino della pavimentazione ed il superamento delle barriere architettoniche. L'inizio delle operazioni era previsto per l'autunno, ma conseguentemente ai danni della mareggiata è stato procrastinato. Al momento, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Arduino Maini, il sito è interessato da un intervento di IREN per l'installazione di una pompa di circolazione. Una maxi operazione anti-evasioni si è svolta a bordo degli autobus di ATP sia nella zona di Genova sia nel Levante. Sono stati impegnati 16 controllori, agenti della Forza dell'Ordine e della Polizia Locale di Sestri Levante. Controllate oltre 2100 persone ed elevati 60 barbali, di cui 20 pagati contestualmente. Si tratta di un'attività che si inserisce nel più ampio quadro della lotta all'evasione tariffaria a bordo delle corriere, condotta grazie al sostegno di Regione Liguria. Nel corso del 2018 sono
state in servizio ogni giorno almeno 3 squadre di controllori che hanno elevato oltre 9.000 sanzioni amministrative. L'azienda inoltre ha previsto di procedere a denunciare alla procura gli evasori seriali, ossia i recidivi, con oltre 20 sanzioni a proprio carico. Un altro contributo in questo senso arriva dall'utilizzo dei tornelli sui bus, anche sui mezzi nuovi entrati in servizio in questi giorni. Le persone che vengono sorprese a bordo di un autobus senza biglietto possono pagare immediatamente 40 euro di multa, che diventano 60 più il prezzo del biglietto per chi paga entro 5 giorni, 105 euro per chi paga dal 6° al 60° giorno. Trascorsi 60 giorni la sanzione diventa di 280 euro, oltre alle spese e gli interessi. E ora la pagina diocesana. La nostra Chiesa si appresta a vivere un momento di profonda gioia. Domani nel pomeriggio in cattedrale il vescovo Alberto Tanasini ordinerà diacono il seminarista Alessandro Cavallo. 31enne, originario della parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo, Alessandro riceverà il primo grado del sacramento dell'ordine nel suo cammino verso il sacerdozio. La celebrazione dei vespri alle 17:30 e alle 18 la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Ora un breve profilo del giovane seminarista a cura di Don Luca Sardella. Alessandro Cavallo, della parrocchia di San Pietro di Novella. Guardando al sì di Maria, la nostra Chiesa diocesana parteciperà con gioia all'Eccomi che Alessandro Cavallo pronuncerà in cattedrale nel giorno dell'Immacolata Concezione. Alessandro domani pomeriggio sarà ordinato diacono dal vescovo Alberto Tanasini, una tappa che arriva a poco più di 5 anni dal suo ingresso in seminario, avvenuta nel settembre 2013. Una storia ordinaria, quella di Alessandro, come quella di tanti che proprio nell'ordinario della vita hanno colto la chiamata di Dio a seguirlo da vicino. Nato a Santa Margherita Ligure il 31 maggio 1987, secondo di 3 fratelli, Alessandro cresce nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. È qui che inizia a stringere i primi legami con la comunità. Poi gli anni al liceo scientifico a Recco e quella appartenenza al movimento di comunione e liberazione che diventa negli anni un punto di riferimento per una crescita umana e di fede. Quindi il tempo dell'università, alla facoltà di matematica a Genova, tempo prezioso perché i legami intrecciati prendessero ancora più consistenza. Dopo la laurea, la decisione di entrare in seminario. Una storia, la sua, che ricorda quella di tanti altri, con un percorso di vita molto ordinario, ma reso unico dalla profondità delle relazioni condivise nel corso del tempo, al di là di quel tratto timido e riservato che appartiene al suo carattere. Il cammino formativo nella comunità del seminario lo porterà a fare servizio, oltre che a San Pietro di Novella, anche a Casarza Ligure, a Maria Madre della Chiesa a Lavagna e da queste ultime settimane nella parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, dove rimarrà anche dopo l'ordinazione diaconale. Legami nuovi che si sommano ai tanti già intrecciati. Domani in cattedrale sarà una festa di famiglia, anche con quei piccoli 3 nipotini ai quali Alessandro è legatissimo, che guarderanno lo zio con lo stupore di chi riconosce con gratitudine nella sua vita la chiamata del Dio vicino. È una speciale e affettuosa preghiera per il seminarista Alessandro Cavallo è stata richiesta dal vescovo diocesano anche oggi pomeriggio durante la celebrazione dell'Eucaristia che è avvenuta nel convento dei frati Cappuccini a Sestri Levante. Come da ricorrenza i frati festeggiano con particolare solennità l'Immacolata Concezione. Nella vigilia della festa la Santa Messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, animata dal coro interparrocchiale di Santa Maria di Nazareth e Santo Stefano del Ponte. La festa è stata preparata con una novena predicata da padre Lorenzo Zampiva e si concluderà domani con le celebrazioni dell'Eucaristia che saranno alle 8:30, alle 10:30, alle 15:30 il rosario e alle 16 la Santa Messa di chiusura. Stiamo vedendo alcune immagini. E domani mattina alle 11 il vescovo Alberto Tanasini celebrerà l'Eucaristia a Lavagna nella chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa.
Il tempo di Natale è un'occasione per compiere piccoli gesti di solidarietà. In tante parrocchie della diocesi sono stati allestiti i mercatini curati dai volontari dove poter acquistare oggetti regali e sostenere progetti di carità. È il caso della comunità parrocchiale di San Giacomo di Rupinaro che ha aperto proprio in questa giornata il mercatino, che sarà aperto anche nel fine settimana. Vediamo. Ci troviamo nella saletta del locale, che è un locale della chiesa, dove noi esponiamo tutto il materiale che facciamo. Iniziate per tempo a preparare tutto questo materiale che viene messo in vendita per ricavare offerte per la parrocchia? Certo, iniziamo addirittura nell'estate a raccogliere pigne, lavanda, quant'altro, per poi confezionare e fare tutto ciò che vedete appeso. Cosa avete realizzato? Che cosa troviamo qui? Centri tavola, animaletti fatti a mano, di lana, presepi, segnaposti, ghirlande, di tutto un po'. Un'ottima occasione per fare il proprio regalo di Natale, ma pensando soprattutto alla beneficenza. Esatto. Io invito tutte le persone che ascoltano di venire a vedere, perché merita, secondo me, e poi il ricavato va in beneficenza alla Chiesa. Il vostro è un gruppo che si ritrova ogni settimana. Quanti siete che avete collaborato per realizzare questo? Allora, siamo un gruppo che ci ritroviamo tutti i giovedì sera e discutiamo, facciamo, collaboriamo tutti insieme. Siamo un gruppo di 7-8 persone, e tutte donne, e poi ci mettiamo a confezionare anche un paio di mesi prima. E ora andiamo alla Casa del Clero di Chiavari, dove questo pomeriggio, in un clima di festa e di affetto, si sono festeggiati i 104 anni del decano dei sacerdoti della diocesi, Monsignor Nicola Tiscorna, tornato naturalmente dai parenti, dai confratelli e da tanti amici. Vediamo. Oggi grande festa in famiglia. Grande festa, sì, con lo zio che compie 104 anni, è stato un padre per me, per la mia famiglia, per tutti, per tutta la diocesi. E spero che possa durare ancora a lungo questo suo compleanno e questa sua festa. Vi ha tenuto uniti? Sì, sempre uniti e ci ha sempre voluto bene. Lo devo sempre ringraziare di tutto quello che ha fatto per noi. Grazie. È tanti anni che siamo insieme, vengo a farci da mangiare, adesso è un anno che è qui dal clero, ma ci troviamo bene, mangio insieme con lui e è contento, è sempre così, andiamo sempre bene così, speriamo sempre una lunga vita ancora di più così. Direi che nella casa lui è un po' il ricordo della tradizione della nostra diocesi. Lui ha narrato la nostra diocesi, l'ha narrata anche con dei libri, ripercorrendo la storia della diocesi attraverso i preti. Dunque, e lui è contento di questo. Il vescovo è stato molto gentile, molto cordiale, è cambiato, l'ho trovato bene, è diventato giovane, direi, gliel'ho detto. Mi ha detto appunto, è vero, se voglio fare il nonno. Di tutta la diocesi. Perché posso essere il nonno di tutti questi, gli ho detto di no, perché sono troppi nonni, io non li saprei condurre, non li saprei educare, tanti nonni così, Gli ho risposto a questo modo qui, si è messo a ridere, il Signore ha detto dai aiuto. Grazie. Grazie di tutto. Va bene.
Ancora auguri a Monsignor Nicola Tiscornia. A Santa Margherita Ligure questa mattina è stato inaugurato il Santa Claus Village che a causa dei danni della mareggiata dello scorso 29 ottobre è stato allestito in ghiaia e non nei giardini a mare. Presenti tra gli altri Paolo Done, presidente dell'aeroporto di Genova, Augusto Sartori, presidente dell'Ascom Santa Margherita Ligure e Portofino, che ha deferito il village un piccolo miracolo di Natale voluto e realizzato. E ancora il sindaco Donadoni, che si è detto soddisfatto di inaugurare questo allestimento, segno della progressiva rinascita della città e del desiderio di accogliere al meglio gli ospiti nelle festività natalizie. Il Santa Claus Village rimarrà allestito sino al 6 gennaio 2019. Le fatture elettroniche entrano in vigore tra pochi giorni. Sono state molto numerose le richieste di sostegno pervenute al villaggio del ragazzo da parte di enti ed imprese che devono adeguarsi alla normativa. Per questo è stata organizzata una seconda edizione del corso che era già stata effettuata alcune settimane fa. Il corso di formazione della durata di 12 ore sarà condotto da Leonardo Selvaggi, consulente esperto sull'argomento, e partirà a raggiungimento del numero di iscritti previsto. I posti sono limitati per consentire una maggiore interazione tra il docente e i corsisti. Informazioni alla segreteria del centro a San Salvatore. È online il nuovo sito web del comune di Chiavari realizzato dal consigliere delegato Federico Messuti. Il sito sarà curato da un team di redattori scelti nei vari settori dell'amministrazione. È stata predisposta una nuova grafica, ma l'obiettivo principale è l'accessibilità delle informazioni per tutti i cittadini. Per questo è stata riorganizzata la suddivisione secondo aree tematiche con colori diversificati. Ma non è questa l'unica novità, perché da oggi è possibile accedere alle informazioni relative alla città di Chiavari dall'applicazione Municipium che si può scaricare dagli appositi sistemi sul proprio telefonino. Da qui si potrà sempre essere aggiornati su notizie ed eventi ed avere informazioni sui servizi più immediati. E rimaniamo a Chiavari perché la squadra chiavarese della Virtus Entella ha scritto una pagina di storia importante. Questo oggi è il titolo di apertura del sito internet della società chiavarese, a poche ore dalla storica vittoria in Coppa Italia con il Genoa. Amarassi biancocelesti hanno condotto una partita punto a punto sino alla fine del tempo regolamentare, che si è chiuso sul 3-3. Dopo i tempi supplementari la sfida è terminata ai rigori e tra il primo errore di Bessa e la replica negativa di Baroni, le due squadre hanno proseguito ad oltranza sino al settimo tiro, quando la Padula ha visto il proprio tiro murato dal portiere biancoceleste Paroni. Da qui è scattata la gioia della squadra biancoceleste e dei 500 tifosi andati a Marassi a sostenere la squadra. Scrive la storia e compie un'impresa incredibile. Spugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova e per la prima volta nella sua storia centra gli ottavi di finale di Coppa Italia Team Cup, dove affronterà all'Olimpico la Roma. È stata una partita incredibile, impossibile da riassumere in pochi secondi. L'Entella ha vendicato la sconfitta del 1971 quando un gol di Turone a 5 della fine rovinò il sogno di quei ragazzi di strappare un punto al Ferrari. È stata una partita assolutamente incredibile, con tanti capovolgimenti di fronte, con Entella che è andata in vantaggio con un gol incredibile di Simone Icardi dopo 16 minuti, il rigore di Piontek al 26esimo aveva raddrizzato la partita per i rossoblù padroni di casa. A 7 dalla fine ancora Simone Icardi in giornata di grazia a riportare l'Entella in vantaggio e poi 2 minuti dopo un altro rigore realizzato da Piontek a sigillare il nuovo 2-2. Si va così ai tempi supplementari, un turmio di emozioni, azioni da gol da una parte e dall'altra, coi tanti tifosi venuti da Chiavari che hanno spinto i biancocelesti per tutta la partita. Il Genoa ancora su rigore con la Padula trova il gol del 3-2, sembra finita, non per questa squadra, non per questa Entella che nelle difficoltà si è compattata e al 120esimo con Adorjan ha trovato la rete dell'incredibile 3-3. I calci di rigore non finivano mai, si è andata a oltranza finché la Padula non si è fatto ipnotizzare dal solito grande immenso Andrea Paroni, autore di una partita strepitosa. L'Entella vola agli ottavi, vendica la sconfitta del 71 e spugna Marassi e adesso vola davvero. Oggi è la vittoria della squadra, è la vittoria della società, è la vittoria dello staff ed è la vittoria della città. E oggi non ci sono personaggi particolari che devono prendersi i meriti, oggi i meriti sono di tutti. È tutta la vita che io sogno di vincere contro il Genoa a Marassi. Sono un uomo fortunato perché quel sogno lì oggi si è coronato e resterà per sempre nella mia vita, nella mia memoria e
oltre a dedicarla ai ragazzi dell'Entella di oggi, la dedico ai ragazzi dell'Entella di ieri, perché la storia è questo, e sono contento di scrivere questa pagina che vale forse la promozione in Serie B. È una pagina forse dal punto di vista dell'emozione ancora più grande. E di oggi la notizia pubblicata sul sito del Genoa Calcio della sostituzione dell'allenatore ufficiale. Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. Lo staff dell'ex CT Azzurro sarà composto dal vice allenatore Gabriele Pin, dal preparatore atletico Walter Vio e il match analyst Marco Fumagalli e l'osservatore Lorenzo Ciulli, che formeranno lo staff integrato dai professionisti già operativi in precedenza. Questo è quanto si legge nella nota del club rossoblu. La presentazione di Prandelli è fissata per la giornata di domani nella sala stampa del centro sportivo Signorini alle 11:30. E veniamo ora alla pallanuoto, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com perché si è risolta nell'ultimo tempo a favore del Lavagna 90 la partita di anticipo del campionato di pallanuoto maschile Serie 2 contro la Crociera. La partita si è chiusa sull'11-8 dopo una serie di botte e risposta da una parte all'altra della vasca, che hanno comportato un impegno molto consistente sul piano fisico per entrambe le squadre. I lavagnesi sono riusciti a mettere a frutto la maggior freschezza fisica e lucidità sotto porta, aiutati dal tifo del pubblico, ma hanno pagato qualche incertezza in fase di marcatura, che ha permesso agli esperti giocatori avversari di sfruttare le capacità di tiro e quindi mantenere a lungo il match in parità. Bene quindi Lavagna, che vista la vittoria nella prima giornata a Sori e che nella prossima partita dovrà affrontare a Torino la squadra di casa, una delle favorite per i play-off in una sfida molto impegnativa. La cronaca ora. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, gli agenti della Polizia di Stato di Chiavari hanno arrestato un 26enne straniero per spaccio di stupefacenti. Il giovane, che si trovava in compagnia di un cittadino italiano, è stato fermato dal personale della squadra investigativa del commissariato di Chiavari perché aveva cercato di rubare alcuni generi alimentari in un supermercato di Lavagna. Da accertamenti effettuati per rilevare la sua identità, il 26enne è stato trovato in possesso di 79 grammi di cocaina e di 2 bilancini di precisione trovati nella sua abitazione. Aveva rubato un computer portatile a San Salvatore di Cogorno, per questo ieri sera un 37enne straniero già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Lavagna. I militari della compagnia di Sestri Levante lo hanno rintracciato nei pressi del ponte della Maddalena. Sono stati trovati in possesso di 15 grammi di stupefacente e 4 giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che ieri a Santa Margherita Ligure sono stati sottoposti a controllo da parte dei carabinieri della locale compagnia. I ragazzi vivono tra Santa Margherita Ligure, Rapallo e Uscio. Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Lavagna invece hanno denunciato per truffa un 47enne originario della provincia di Salerno che, dopo aver ricevuto da un acquirente di Lavagna circa 300 euro per l'acquisto di un televisore in vendita su un sito internet, non ha inviato la merce facendo perdere le proprie tracce. Ora sfogliamo insieme la lunga agenda di appuntamenti per questo fine settimana dell'Immacolata. Vediamolo insieme. Appuntamenti per sabato 8 dicembre. Il centro storico di Chiavari sarà animato dal mercatino dell'antiquariato e dalla presenza degli artisti di strada. Dalle 8 alle 20 gli espositori saranno posizionati in via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, via Rivarola e dintorni. Domenica si replica. Secondo fine settimana a Pane e Olio a Sestri Levante, dalle 9 alle 20 mercatino in via Asilo Maria Teresa, dimostrazioni e all'ex convento dell'Annunziata l'atteso salone, rassegna espositiva delle produzioni artigianali e agroalimentari del territorio. Domenica ultima giornata della rassegna. Il bello delle donne a San Bernardo, il titolo dell'esposizione di pizzi al tombolo e oggetti artigianali che sarà allestito in piazza San Bernardo e corso Matteotti a Santa Margherita Ligure dalle 9 alle 20. Mercatino di Natale a Bargone di Casarza Ligure, per tutto il giorno tanti espositori allestiranno i loro prodotti, sarà aperta alle visite la casa del Santo Roscelli ed è previsto il servizio gratuito di bus navetta in partenza dal parcheggio davanti alla chiesa di San Michele. Il museo archeologico di via Costa Aguta Chiavari sarà aperto anche nel giorno dell'Immacolata
dell'Immacolata, visite possibili dalle 9 alle 14. Primo appuntamento con il Nocciola Day delle Valli del Parco dell'Aveto. In mattinata sarà possibile visitare il noccioleto in fase di potatura a Mezzanego. Seguirà una golosa degustazione di prodotti a base di nocciola. Concerto degli auguri al Cinema Teatro Centrale di Santa Margherita Ligure. Alle 10:30 la Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita, diretta da Alessandro Cardinali, proporrà Matinée al Centrale. Tutto è pronto a Manarola per l'accensione del presepe di luci di Mario Andreoli. In mattinata dalle 10:30 nella chiesa di San Lorenzo, laboratorio per bambini a cura del Parco delle Cinque Terre. Nel pomeriggio musica e intrattenimento e alle 17:30 l'accensione del presepe e lo spettacolo pirotecnico. Zoghi de Navota in piazzetta San Michele di Pagana Rapallo, dalle 14 alle 17 divertimento per bambini dai 6 agli 11 anni. Nel pomeriggio scoperta dei giochi del passato. Alle 16:30 castagnata per tutti. Apertura al pubblico del presepe di Paggi a Carasco. La natività allestita in un vecchio frantoio a circa 700 metri dalla chiesa sarà aperta dalle 15 alle 19:30. Reggio Aglio ospita in centro i mercatini dei piccoli artigiani visitabili dalle 15 alle 19. Distribuzione di vin brûlé, cioccolata calda, polenta e salsicce. Alle 17 l'accensione dell'albero di Natale. La Superba Chamber Orchestra propone il concerto Rossini vs Beethoven. Dalle 16 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Parteciperà la mezzosoprano Laura Polverelli. Alle 16:30 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, concerto su brani di opere liriche rossiniane nella trascrizione di Niccolò Paganini a cura del duo Cardinale Scanu. Alle 17 si accenderà il Natale a Portofino. L'albero, posto al centro della piazzetta, sarà illuminato dai bambini dopo aver ricevuto la benedizione del parroco. Il piccolo coro San Girolamo Emiliani allieterà la festa insieme alla soprano Chiara Bisso e al baritono Carlo Prunali. Aperitivo con l'autore al Wine Art Bar di San Michele di Pagana Rapallo. Dalle 18 Enrica Melossi intervisterà Alessandra Rota che illustrerà la cartoguida Viaggio a Rapallo. Alle 21 al Teatro dell'Ortica a Genova sarà proposto lo spettacolo Incontri, performance in cui attori e pubblico interagiranno con gesti e giochi. La regia è di Gabriele Boccaccini. Appuntamenti per domenica 9 dicembre. Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese invita gli appassionati nella sala Liberale in via Rivarola a Chiavari a partire dalle 9:30 e sino alle 12. Dalle 15 al Parco Mandela di Sestri Levante arriva Babbo Natale, giochi a squadre, musica e regali per tutti i bambini. Prosegue il Nocciola Day delle Valli del Parco dell'Aveto. Nel pomeriggio a Chiavari, visita guidata al centro storico della città seguita dal laboratorio Impastiamo insieme i baci di nocciole misto Chiavari alla pasticceria Barbieri. La serata si concluderà con una cena a base di nocciola. Al Teatro Comunale di Monleone di Cicagna spettacoli in omaggio a Pirandello. Dalle 16 la compagnia L'Ingranaggio di Genova proporrà una pièce dal titolo L'attesa. E Christmas Song in Piazza Roma a Chiavari. Dalle 16:30 concerto natalizio con il trio Giulia Cancedda. Alle 17 in località Setta Framura Giorgio Pagano presenterà il suo libro Sao Tomé e Principe, diario do centro do mundo. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo alle 18 l'Accademia Culturale propone musica e canto con la collaborazione del piccolo coro San Girolamo Emiliani, rinfresco, lotterie e tanti regali per tutti i bambini. Alle 21 concerto gospel nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure. Vediamo gli appuntamenti per lunedì 10 dicembre. La scuola si apre a Cicagna. Dalle 10 alle 11 Open Day per le scuole dell'infanzia di Numarzo, Favale e San Colombano. Dalle 11 alle 12 per le primarie di Numarzo, Gattorna, Cicagna, Ogno, Isolona, Monleone, Favale, Lorsica e Calvari. E dalle 15 alle 17 le secondarie di primo grado di Cicagna e Gattorna. Aspettando il Natale dalle 15 in piazza Mazzini e Largo Amendola, Santa Margherita Ligure, festa per bambini con giochi e DJ. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Coirolo, lezione di Pier Giorgio Prada Moroni su La nascita dell'astronomia multimessaggero. Nella sala Libellare in via Rivarola Chiavari alle 16:15 Silvana Rigobello parlerà su La buona provincia, guide Montpassant, la Maison de Tellier. Alle 16:30 nella sala Albino della Biblioteca Civica di Lavagna incontro con Valentina Piazza per la presentazione del suo libro Il canto degli abissi. E siamo così giunti al termine di questa edizione del nostro notiziario. Domani sabato 8 dicembre, solennità dell'Immacolata, vi ricordo la diretta a partire dalle 18 sul canale 15 di Telepace 1 per la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, durante la quale sarà ordinato diacono Alessandro Cavallo. Non andranno in onda i nostri appuntamenti informativi, ma andrà in onda il TG guardando la settimana. È davvero tutto, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di serata e buona solennità dell'Immacolata.